Prego, un certo prevedanza. Ciao, sono Marco Tiozzo del Bravossi Ulisse. È stata lanciata una protesta proprio la mia iniziativa domenica scorsa perché pensavo fosse doveroso, perché mi sono trovato con delle cose che secondo me non sono regolari, dove mi hanno fatto delle accuse. Non so niente di queste accuse, non ho detto nessuno che è abusivo, ma questa è un'altra cosa, lasciamo perdere, per parlare proprio della nautica compresa nella Laguna Veneta, del diporto e del trasporto pubblico non di linea. Non a caso c'è qui il signor dottor Alfonso Morisieri, che lui è un tecnico, spiegherà meglio cosa significa nautica da diporto o trasporto pubblico non di linea. Allora, Marco con la sua attività e la sua impresa è associato all'ANITRAV, che è un'associazione nazionale imprese trasporto viaggiatori, che è, diciamo, un sindacato di categoria, cioè delle imprese che sono imprese operanti in attività di noleggio con conducente sia su gomma che su acqua. Quindi è un'attività che sostanzialmente tutela le imprese autorizzate allo svolgimento di questo servizio pubblico. La problematica che adesso qui, tra virgolette, è esplosa ed è emersa in maniera piuttosto importante è purtroppo il frutto di una serie di problematiche che nascono da diverso tempo e noi come associazione le abbiamo sollevate già negli anni precedenti. Queste problematiche nascono sostanzialmente da una interpretazione alquanto anche difficoltosa dell'attività del noleggio con unità da diporto che inevitabilmente, per come sembra essere così normata ed è normata, si sovrappone all'attività di servizio pubblico non di linea. Il problema ha una tale rilevanza per cui, dopo una serie di nostri interventi anche in sede di Commissione Trasporti alla Camera, ha visto nell'ambito di commissioni tecniche all'interno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha visto proprio scaturire una circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha chiarito, noi pensiamo in maniera piuttosto palese, quali sono i confini e i limiti, diciamo così, dell'attività del noleggio delle unità da diporto, del noleggio e dell'impiego comunque delle unità da diporto nell'attività di porto commerciale. Il problema quindi nasce sostanzialmente da questo, cioè dal fatto che unità che sono usualmente destinate all'attività del diporto commerciale esercitano la loro attività di impresa con finalità che sono tipiche del noleggio con conducente, che è normato in maniera piuttosto rigida da una norma che è insomma la legge quadro, la 2192, e le discendenti norme regionali in Veneto, la legge 6393 e i successivi regolamenti comunali, che contingentano il numero di unità e il numero quindi di conseguenti autorizzazioni che sono destinate all'esercizio del noleggio, dell'attività di noleggio con conducente. Qual è dunque la problematica? La problematica è che in buona sostanza le unità da diporto adibite a questo tipo di attività, che quindi non è definita e definibile come servizio pubblico, svolgono proprio questa loro attività in maniera pressoché simile, con dei presupposti che per chi li percepisce dall'esterno sono del tutto analoghi. Il Ministero è intervenuto chiarendo che quando il noleggio si svolge con le modalità tipiche del noleggio a viaggio e quindi con una serie di requisiti che possono essere orari, percorsi prestabiliti dal noleggiante, eccetera, si ravvisano le fattispecie tipiche del trasporto passeggeri e dunque le unità che sono unità da diporto devono essere impiegate, in realtà devono essere come dire, considerate come unità da destinarsi al servizio di trasporto passeggeri, quindi iscritte in altri registri, sottoposte a un altro regime giuridico e anche di sicurezza e navigazione, questo è molto importante, e conseguentemente, insistendo nell'ambito della Laguna Veneta e in un ambito che è quello, diciamo, del bacino della Laguna Veneta, il bacino provinciale e quant'altro, dovranno essere assoggettate comunque a un'autorizzazione che promana
delle amministrazioni comunali competenti. Questo è il quadro, spero insomma in qualche maniera di aver chiarito qual è l'aspetto fondamentale. Dunque qui il problema non è se l'attività del diporto commerciale è legittima o meno, è libera o meno. L'attività di diporto commerciale è un'attività libera, chiunque può chiedere di svolgere e quindi intraprendere questo tipo di attività. Il problema è la modalità di svolgimento di questa attività, che non deve connotare, questo diciamo sia per la circolare ministeriale ma anche per atti che promanano dalla regione e quindi conseguentemente diciamo dall'organo amministrativo che in qualche maniera norma il servizio pubblico, in maniera questo tipo di attività non può connotarsi e non deve connotarsi come servizio pubblico non di linea. Questo è il quadro complessivo della situazione in questa materia. Il problema grosso fondamentalmente è questo. Il problema è che attualmente è la modalità di svolgimento del servizio che è molto, forse troppo similare a quella del servizio pubblico, che è contingentato. Il servizio pubblico è appunto un servizio pubblico che si rivolge a un'utenza, viene svolto ovviamente in luogo pubblico. L'attività del diporto commerciale è un'attività privata tra le parti, dovrebbe avere una connotazione specifica prevista dal codice nautico da diporto, e la sua individuazione più diciamo azzeccata è proprio quella del noleggio a tempo, come ribadito dalla circolare ministeriale, che poi eventualmente inviteremo tutti a consultare sul sito di Anitrav, anitrav.eu è consultabile. C'è una relazione che abbiamo predisposto con allegata circolare ministeriale proprio per chiarire, perché l'intento nostro non è quello di, tra virgolette, demonizzare questo tipo di attività, ma di regolamentarla e farla rientrare all'interno di quello che è l'ambito naturale. Voi dovete pensare che questo tipo di attività nasce per regolamentare prevalentemente quelle attività che generalmente si svolgevano in mare. Quindi all'interno di un sistema di conurbazione, di un sistema quindi di servizio pubblico che è vocato al soddisfacimento di quelle che sono le esigenze di mobilità urbana, così come normato dalle leggi nazionali e dalle conseguenti normative regionali e regolamenti comunali, non può convivere, difficilmente convive. Ci sono anche dei requisiti tecnici importanti differenti tra unità destinate diciamo, al diporto commerciale e le unità destinate al trasporto passeggeri. Ci sono norme di sicurezza diverse, c'è un regime di titoli professionali diversi, cioè fondamentalmente, ripeto, c'è alla base un sistema di contingentamento di questo servizio pubblico che non può convivere con invece un sistema di sostanzialmente liberalizzazione quasi strisciante, no? Quasi sommersa, occulta, che sarebbe quella del diporto commerciale. Stride con la volontà del legislatore, cioè non sarebbe opportuno, è illogico, no? Laddove il legislatore va a contingentare il servizio pubblico non di linea, dall'altra parte liberalizza invece un servizio che in questo momento in realtà si svolge con analogie fin troppo evidenti. Questo è evidente che non può stare in piedi. Ripeto, non è semplicemente un'opinione, è un fatto anche comprovato da un atto amministrativo importante, che è una circolare, che è una norma poi interpretativa e quindi va recepita sia dalle forze di polizia ovviamente che dagli organismi amministrativi competenti. Quindi è un po' questo, è importante, cioè trovare la connotazione di questo tipo di attività. Quindi difficile riuscire a immaginare che questa attività si possa svolgere all'interno per esempio di un centro storico. Faccio un esempio banale che è qua vicino. Venezia ha vietato il diporto commerciale all'interno del centro storico con ordinanza del 2009, quindi non da adesso, 2008, 2009, poi più volte insomma, perché è impensabile che il diporto commerciale, ripeto, che ha un'altra logica, possa vedersi affiancato da quello che invece è il servizio pubblico e viceversa. Sono due
connotazioni diverse. Il porto commerciale è per la fruizione dell'imbarcazione e quindi ha un'altra, il servizio pubblico vuol dire un servizio pubblico che è a disposizione dell'utenza ed è per il soddisfacimento di esigenze di mobilità.